strada per futili motivi rischia di finire in tragedia. Un 43enne di Montecchio si presenta ai carabinieri grondante di sangue, a sfregiarlo un 21enne nigeriano irregolare in Italia. Non si ferma la strage sulle strade, incidente mortale questa mattina a Rosà, l'auto condotta da un cittadino albanese ha travolto e ucciso una ciclista di 54 anni. Ore di incertezza sulla sorte del governo dopo che il vice premier Salvini ha dichiarato che con gli alleati qualcosa si è rotto, dibattito politico acceso anche a livello regionale. Rapina al supermercato nel cuore di Venezia, per fuggire aggredisce dei poliziotti in borghese, arrestato un 26enne. Morte in culla non derivata dal vaccino eseguito il giorno prima, questo l'esito dell'autopsia eseguita sul bimbo di 2 mesi morto in primavera a Conegliano. Conta alla rovescia per l'avvio dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Il piano del traffico scatterà il prossimo 26 agosto. Festa grande a Malo per i 106 anni di Giovanni Pettinà, considerato ora la penna nera più anziana d'Italia, eppure mi scartarono alla visita di leva, racconta il nonno alpino. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione regionale dei nostri telegiornali, dunque l'avete sentito, in primo piano la cronaca, una lite, un diverbio per futili motivi rischia di finire in tragedia, 43 anni si presenta dai carabinieri grondante di sangue, il servizio. Montecchio Maggiore, un diverbio per futili motivi e un 43enne si presenta all'ingresso della tenenza dei carabinieri grondante di sangue al volto, una profonda ferita. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, poco prima in via Madonetta il 43enne italiano aveva avuto un alterco con un immigrato, per evitare il peggio si sarebbe allontanato, ma l'extracomunitario di tutt'altro avviso lo inseguiva e gli sferrava un violento colpo al volto con una bottiglia rotta, procurandogli uno squarcio sulla guancia destra e sul setto nasale. L'uomo, sebbene sotto shock, prima di ricorrere alle cure dei sanitari, riusciva a dare una precisa descrizione dell'aggressore, consentendo ai militari di individuare l'uomo, un nigeriano di 21 anni irregolare sul territorio nazionale, che veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e associato al carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tragedia a Rosà nel Vicentino, una ciclista amatoriale di 54 anni, chiurato un'urina, residente a Cassola, è morta oggi in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la donna stava procedendo con la sua bici da corsa insieme ad un gruppo di altri sportivi amatoriali quando un'auto, un SUV Opel condotta da un cittadino albanese, l'ha travolta. Immediati soccorsi lanciati dai suoi stessi compagni, che hanno richiesto l'intervento sul posto di un'ambulanza del SUAM 118 arrivata dall'ospedale di Bassano del Grappa. Ogni tentativo di rianimazione compiuto sul posto è però stato vano da parte dei sanitari, che hanno dovuto constatare il decesso. La TEI è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora, con inevitabili disagi al traffico fino alla rimozione della salma. Sono ore di attesa e di incertezza per la sorte del governo dopo le parole di ieri del vice premier Matteo Salvini, secondo cui negli ultimi mesi qualcosa si è rotto nei rapporti con gli alleati del Movimento 5 Stelle, che il dibattito politico sia estremamente acceso sui temi come la TAV è stato chiaro anche dal confronto di ieri sera a 20:10 tra la consigliera regionale dei 5 Stelle Erika Baldin e Massimiliano Barisone, esponente dei Veneti Uniti. Sentiamo. Se nel suolo francese si fa la maggior parte dell'opera, il 58% di quest'opera, perché la maggior parte dei costi la dobbiamo pagare noi come Italia? Ma noi paghiamo la nostra quota così come la paga la Francia, così compartecipa anche l'Unione Europea. Io penso che il Presidente del Consiglio, che è l'unica persona al di fuori del Movimento 5 Stelle e della Lega, quindi è una persona al di sopra delle parti, nel momento in cui dice che quest'opera va bene, va avanti, perché dobbiamo ancora rimetterla in discussione, riportarla alla discussione in Parlamento, fare documenti? Lei dice viene delegittimato Conte, è delegittimato, il Presidente del Consiglio, che non appartiene al suo partito, dice quest'opera va fatta e noi lo sfiduciamo in Parlamento. Ma cosa vogliamo dimostrare? No, vogliamo dimostrare ancora che questo Paese è un Paese che non è in grado di decidere. No, perché è un contratto che si può disdettare unilateralmente, ma per farlo serviva un passaggio in Parlamento.
Ok, il Parlamento si è espresso, io adesso auspico che si vada avanti perché è necessario portare a casa ancora quello certo, che come serve abbiamo l'autonomia ferma, la TAV è bloccata, l'ILVA che non si sa cosa succede, la TAP che non sappiamo, l'autonomia non è ferma abbiamo tutta una serie di questioni aperte in questo paese che continuiamo a rinviare senza dare delle risposte. Abbiamo bisogno di fare tantissime altre cose come il salario minimo. Questo è una cosa che va fatta, che è un'altra portata, abbassare le tasse per le imprese. Come possiamo fare per legge istituzionalizzare un reddito minimo per legge, che vuol dire delegittimare i contratti nazionali? Torniamo alla cronaca. Nel veneziano, rapina al supermercato proprio nel cuore di Venezia, per fuggire aggredisce dei poliziotti in borghese, è arrestato un 26enne, per noi sul posto Filippo Fois. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque è stato arrestato per rapina dopo una violenta colluttazione un cittadino italiano di 26 anni, tra l'altro con precedenti per reato contro il patrimonio, rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Un campionario che più o meno si è ripetuto anche a Venezia. Il giovane infatti ha rubato da un supermercato che si trova nei pressi di Piazzale Roma, alla fondamenta di Santa Chiara, proprio nel momento però in cui si trovavano all'interno del supermercato due agenti di polizia in borghese, i quali, attirati dalle urla della cassiera che segnalava per l'appunto l'uscita del giovane, sono immediatamente intervenuti. Il 26enne però ha tentato la fuga, è stato raggiunto, da cui è nata anche una violenta colluttazione con gli agenti che comunque poi alla fine sono riusciti a immobilizzarlo. L'arresto poi è stato convalidato e dall'esito dell'udienza per direttissima il giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, per cui il giovane si trova rinchiuso ora nella casa circondariale di Venezia. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, rimaniamo ancora a Venezia, più informazioni ai turisti sul pericolo, borseggiatori e persino una modifica del codice penale sono tra le proposte dei cittadini non distratti che da 25 anni vigilano per Calle Campielli veneziani. Non sono previsti eventi particolari oggi a Venezia. La folla che vedete è il normale flusso turistico che oramai transita quotidianamente per la città. Per osservare il Canal Grande dal ponte di Rialto bisogna pazientare e attendere il proprio turno, come al Louvre per vedere la Gioconda. Ma mimetizzati tra la folla appressata al limite dell'intasamento tra Cagli e Campielli non ci sono solo turisti e residenti. Qui, come alla stazione ferroviaria o a Piazzale Roma o a San Marco, gruppi di lavoro sono impegnati ad alleggerire i passanti del portafoglio o di quant'altro sia a portata di mano. Abbiamo i nostri amatissimi borseggiatori e borseggiatrici, sono all'opera dalle prime ore della mattina e così fino a sera. Quanti saranno i borseggiatori che sono presenti a Venezia? Allora, noi abbiamo fatto un conteggio in base a quello che siamo riusciti a documentare negli anni e ne abbiamo contati quasi 300, siamo su una media di 260. I cittadini non distratti sono nati a Venezia 25 anni fa, quando ancora nessuno parlava di ronde, passeggiate di sicurezza o gruppi di vicinato. Negli ultimi 3 o 4 anni hanno censito quasi 300 borseggiatori, immortalati tra l'altro in una suggestiva raccolta fotografica. Ci sono le borseggiatrici di origine bosniache che addirittura sembra quasi che siano diventate nostre amiche, quindi per farla franca a volte ci dicono: sai, non ho ancora rubato, però ti avviso che ci sono anche le bulgare. Quindi un po' da loro invece che da noi. Esatto, cioè si ironizza su, però comunque bosniache, bulgare, ungheresi o italiane, cioè se sono ladre vanno cacciate da Venezia. Questi cittadini sono davvero non distratti, tanto che l'intervista deve essere interrotta per l'avvistamento di un manolesta nell'atto delle sue funzioni. L'uomo, pare già destinatario di un foglio di via, viene preso in consegna dalle forze dell'ordine. Tra le proposte dei cittadini non distratti, più informazione tramite segnali stradali e annunci sonori della presenza di borseggiatori, ma non solo. La richiesta alla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale che riguarda le misure di custodia cautelare. Perché, è vero che se una donna è incinta, è vero che se ci sono bambini piccoli a casa, però è anche vero che se commetti un reato devi pagare.
Ci spostiamo ora nel Trevigiano, nella casa Vittorio Veneto dove è avvenuto l'omicidio di Paolo Vai. È stato effettuato un sopralluogo dei carabinieri con la presenza dei legali della difesa. Vediamo. Omicidio di Paolo Vai. Sono le 2 del pomeriggio quando i carabinieri e gli avvocati della difesa con il medico legale di parte escono dalla casa di via Valderomani a Vittorio Veneto. Un sopralluogo di 6 ore per cercare di chiarire le circostanze della morte del 57enne, per l'omicidio del quale sono in carcere la convivente Patrizia Armellin e l'amica Angelica Cormaci. 6 ore di accertamenti richiesti inizialmente dagli avvocati della difesa con la formula dell'incidente probatorio e successivamente disposti dal pubblico ministero con un accertamento tecnico irripetibile con l'ausilio dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso. Gli inquirenti con la prova del luminol hanno voluto accertare se vi fossero delle tracce di trascinamento del cadavere di Paolo Vai dalla stanza dove sarebbe cominciato il litigio a quella dove è stato trovato il cadavere del 57enne. In realtà questi segni non sono emersi, quindi questo avvalora la tesi e quanto poi riferito dalle due indagate. Secondo gli avvocati della difesa, le 2 donne si erano solo difese da un'aggressione. Le prime dichiarazioni di Angelica Cormaci e di Patrizia Armellin non farebbero testo perché estrapolate alle 2 donne in ospedale quando erano ancora sotto shock e sotto l'effetto di farmaci. Sono state verbalizzate la mattina dopo in ospedale, dopo che ad entrambe erano stati somministrati dei farmaci. Entrambe hanno riferito di essere sotto morfina anche per le percosse che avevano ricevuto nel corso della colluttazione. Io non ritengo comunque che queste dichiarazioni siano da considerarsi una confessione. Da chiarire con precisione, secondo il medico legale di parte, le esatte cause della morte e il legame con le patologie delle quali Vai soffriva. La tesi oggi più probabile è l'infarto da shock, da spasmo delle coronarie in paziente con diabete, paziente con epilessia, paziente con cirrosi epatica. Morte in culla, non shock derivato dal vaccino eseguito il giorno prima. Questo è l'esito dell'autopsia eseguita sul bimbo di 2 mesi morto in primavera a Conegliano. Nessun collegamento con il vaccino. Il piccolo Jerome, il bimbo di 2 mesi morto lo scorso 6 aprile all'ospedale di Conegliano, non sarebbe stato vittima di conseguenze legate al vaccino eseguito il giorno prima, ma della cosiddetta morte in culla. A confermare la circostanza di un arresto cardiaco del piccolo, l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino dopo che i genitori si erano affidati a un avvocato, depositando un esposto per far luce sul decesso. Per il consulente legale nominato dalla Procura, il dottor Antonello Cirnielli, una correlazione con il vaccino esavalente e il siero contro lo pneumococco somministrati 12 ore prima è da escludere. Il piccolo soffriva di un deficit enzimatico, il cosiddetto favismo, piuttosto diffuso in Africa, di cui la famiglia è originaria, condizione tuttavia non ritenuta pericolosa al momento della vaccinazione. Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 questa mattina alle 7:36 con epicentro a Vallarsa in provincia di Trento. La scossa si è sentita in molti comuni anche della provincia di Vicenza e confini con il Trentino. Molte sono state le chiamate ai vigili del fuoco, tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La scossa è stata avvertita chiaramente anche sul lago di Garda che dista una decina di chilometri in linea d'aria dalla riva dell'Adige. Molte persone si sono svegliate per il tremore del letto o degli armadi in camera. Ancora borseggi ai danni di persone anziane. Dopo i colpi della settimana scorsa nella Marca, altre 2 donne in biciclette che avevano le borse sui cestelli anteriori sono state scippate. I carabinieri indagano. Ad agire potrebbe essere un borseggiatore seriale o una banda distribuita sul territorio trevigiano. Ancora borseggi nella Marca e sempre ai danni degli anziani. Le vittime, quasi sempre persone in bicicletta che portano le borse nei cestelli anteriori delle 2 ruote. E basta un attimo al ladro di avvicinare l'obiettivo e dopo dileguarsi senza problemi. Questa volta ad essere borseggiata una 75enne di Arcade lungo via Europa. Stava tornando dal supermercato quando le si è avvicinata una persona che le è piombata addosso portandole via la borsa.
La donna non ha potuto far altro che andare dai carabinieri e denunciare l'episodio. Il secondo borseggio invece è avvenuto a Paese, in via Pravato, poco dopo le 12. Presa la borsa, anche in questo caso pochi soldi e i documenti, il malvivente è scappato via. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Paese che ora indagano sull'episodio. Dopo i vari blitz avvenuti a Treviso, nella zona di Santa Bona, a Ponzano, 3 nell'arco di una settimana e a Villorba la scorsa settimana, ecco altri 2 episodi che si sono consumati ai danni di persone anziane. I carabinieri indagano, le ipotesi al vaglio sono diverse. Potrebbe trattarsi di un ladro seriale o anche di una banda di borseggiatori distribuita sul territorio trevigiano che sceglie come vittime persone anziane che non hanno possibilità di inseguirli dopo il borseggio. Misteriosa aggressione a Tombolo, una donna è stata minacciata con un coltello al distributore di sigarette. Momenti di terrore, quelli vissuti da una 46enne di Tombolo. La donna, insieme al figlio, verso le 23 di martedì, stava cercando di effettuare un acquisto al distributore di sigarette davanti ad un bar di via Peraro, quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto, un giovane ubriaco che l'ha aggredita puntandole un coltello e bloccandole le braccia. L'uomo non ha detto nulla, nessuna richiesta. Poi, dopo pochi minuti, si è allontanato in bicicletta, lasciando la 46enne e il figlio pietrificati per lo spavento. Un grosso incendio ha interessato la notte scorsa un deposito di fieno a Casalserugo, pompieri impegnati fino a mattina inoltrata, ignoto le cause del rogo. Notte in bianco per molti vigili del fuoco e per i titolari di un'azienda agricola di via Sperona a Casalserugo. Dall'una 14 pompieri arrivati con 5 automezzi da Piove di Sacco, Padova e Abano hanno lavorato senza sosta allo spegnimento dell'incendio divampato in un deposito di fieno collocato all'interno della fattoria. Si trattava di ben 300 quintali di foraggio, materiale che tra spegnimento e bonifica ha impegnato i pompieri almeno fino alle 9 del mattino. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio. E un incidente senza vittime sulla 22 tra Verona Nord e Nogarole Rocca ha portato a code alla chiusura di 2 caselli autostradali. L'incidente ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando tutta la sede autostradale. L'autista ferito è stato portato in ospedale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio. Conto alla rovescia per l'avvio dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del ponte Santa Caterina, ponte nelle Alpi, nel Bellunese. Pronto il piano di gestione del traffico che scatterà il prossimo 26 agosto. Prepariamoci e armiamoci di pazienza, anche se a quella inizialmente richiesta di 3 mesi sono stati tolti 20 giorni e quindi 70 saranno le giornate lavorative per mettere a nuovo il ponte Santa Caterina, ponte nelle Alpi, grazie a ANAS che, come riferisce il prefetto di Belluno Francesco Esposito, si è impegnata a ridurre la durata dell'intervento. Dal 26 agosto il ponte di Santa Caterina sarà interessato da lavori che sono inderogabili perché c'è la sicurezza che è una priorità. In prefettura al tavolo di coordinamento con enti e istituzioni interessate è stato elaborato un piano che contiene indicazioni utili a orientare gli automobilisti per un uso razionale dei percorsi alternativi. Ognuno prende la propria macchina per andare al lavoro, a fare la spesa, accompagnare i figli a scuola. Dobbiamo un po' cambiare le abitudini. Sinistra Piave con la provinciale numero 1, statale 50 del Grappa e Passorolle e troncone dell'A27 da Cadola a Pian di Vedoia sono le uniche opportunità per bypassare l'attraversamento del ponte Santa Caterina. Certo, i percorsi aumenteranno il chilometraggio per raggiungere la propria destinazione, per questo ad esempio Ponte nelle Alpi manterrà un unico attraversamento pedonale in Viale Dolomiti, mentre a Belluno saranno istituiti nuovi passaggi pedonali nelle zone più pericolose e saranno assunte misure straordinarie per limitare il transito attraverso il passaggio a livello di via San Gervasio. Ma ieri al tavolo provinciale dei trasporti si è parlato anche del futuro della viabilità fra Belluno e Ponte nelle Alpi, fra la proposta di metropolitana di superficie e la realizzazione della Cadola Massa, di cui dal 2012 si attende ancora lo studio di fattibilità. Questo è il momento di battere i pugni sul tavolo e di pretendere dalla Regione Veneto che si occupino non solamente di turismo, che è importante, di Cortina 2021, di Cortina 2026, ma anche della quotidianità della Val Belluna, Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone, Belluno e Sedico. Parliamo ancora di lavori, ma questa volta nel Padovano. 2 nuovi cantieri verranno aperti a fine estate per tutelare il territorio padovano dal rischio di dissesto idrogeologico.
Sono 30 i cantieri aperti tra Padova e provincia per tutelare il territorio dal rischio di alluvioni. Sul fronte del dissesto idrogeologico massima attenzione da parte del Consorzio Bacchiglione, che annuncia per settembre l'apertura di 2 nuovi interventi. Il primo importante sarà a Montegrotto, dove abbiamo ricevuto 2,5 milioni da parte del commissario straordinario, il presidente Zaia, e riusciremo a mettere in sicurezza tutto il comune di Montegrotto. Praticamente porteremo tutti gli argini a un limite di 9,30 sul livello del mare, perché non ci sia più quei problemi che sono stati nel 2010. Il secondo cantiere invece verrà aperto a Padova. Dobbiamo sistemare tutto il fondo e tutte le sponde a Canordio in città dove c'è lo scarico del nostro impianto idrovoro. Quindi anche là andiamo a fare un grosso lavoro di intervento soprattutto nel fondo, che c'è stata un'erosione importante in questi ultimi anni. 63esimo anniversario del disastro di Marcinelle. Il presidente Zaia ricorda la tragedia mineraria in cui persero la vita 136 italiani, di cui 5 nostri corregionali. Le case, le pietre ed il carbone pingeva di nero il mondo. 8 agosto 1956, Belgio. Un incendio dilaga nella miniera Bois du Casier a Marcinelle. Muoiono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 sono italiani, 5 i veneti. Uomini emigrati in un altro paese che si sporcano le mani e che affrontano l'impossibile per garantire dignità alle loro famiglie. Un rogo causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica uccide Giuseppe Corso, Dino Dalla Vecchia, Giuseppe Polese, Mario Piccin e Guerrino Casanova. Questi i nomi delle 5 vittime venete, che nei loro comuni d'origine, Montorio Veronese, Sedico, Cimadolmo, Codognè e Montebelluna, hanno lasciato mogli e figli per partire verso il Belgio, alla ricerca di fortuna. Uomini barattati come materie prime sulla base di precisi accordi. Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ricorda il disastro di Marcinelle, facendo riferimento al fatto che questi minatori erano manodopera inviata in cambio di quintali di carbone per l'Italia. Una data dunque diventata nel corso del tempo una vera e propria commemorazione a livello nazionale, con un occhio di riguardo anche al triste primato del Veneto, che è tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda i decessi sul lavoro. Marcinelle è un simbolo che ci impone di tenere viva la memoria su questa tragedia, prosegue il presidente della regione Veneto, un monito a non dimenticare tutta la storia della nostra emigrazione e, sulla strada di quello che è già un nostro preciso impegno, garantire sempre maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro affinché nessuno, conclude Zaia, debba più rischiare la vita nell'assicurare un'esistenza dignitosa alla propria famiglia. Festa grande a Malo nel Vicentino per i 106 anni di Giovanni Pettinà, considerato ora l'alpino più anziano d'Italia. Siamo andati a trovarlo nella sede delle Penne Nere e sentite che cosa ci ha raccontato. Quando è nato Giovanni Pettinà, gli alpini c'erano giusto da una quarantina d'anni, c'era il re Sciaboletta e c'era Cecco Beppe. La prima guerra mondiale doveva ancora iniziare e l'Associazione Nazionale degli Alpini sarebbe sorta solamente qualche anno dopo. Ora Giovanni di anni ne ha 106, ha visto 2 guerre mondiali e una serie di cambiamenti da fantascienza. Eppure lo avevano scartato alla visita di leva, ritenendolo troppo gracile. Lui ci ride sopra e ricorda che la pietra scartata è diventata una pietra d'angolo. La prima pietra scartata oggi è a Milano, che vuol dire il militare mi ha fatto rivedibile, perché devo di Costituzione. E adesso mi ha fatto il film essere il privilegio d'Italia. Il signor Giovanni potrebbe essere l'alpino più vecchio d'Italia e a naso è la più longeva penna nera del Veneto. Sia o non sia, gli amici del gruppo Alpini di Malo hanno deciso di festeggiare questo invidiabile traguardo con una bicchierata in compagnia e Giovanni è ben consapevole che alla sua età mezzo gotto di prosecco in più o in meno non possono certo fare la differenza. Già, ma come si arriva a 106 anni in queste notevoli condizioni? Come si fa a arrivare a 106 anni? Lavorando ho fatto il male. Lavoravo 20 campi, lavoravo dopo sviluppare, la moglie e tutto e con il patriatore, così come Giovanni nel mio giornale, tutto per militare. Lavorare sempre dopo cosa mangi tu? Tutto quello che beviamo.
Lavorare tanto e mangiare tutto quel che a ciascuno piace è quindi la ricetta dell'eterna giovinezza, e Giovanni ne sa qualcosa perché durante la prigionia subita nel corso della Seconda Guerra Mondiale ha imparato che cos'è la fame. Amici voi che siete stati nel giorno, essen Kartoffeln. Amici voi, essen Kartoffeln. Qua peli, e quelli lì, senza olio, senza la sale, senza niente. E la sera un minestrino di roba, ma era anche buona. Quei tempi sono passati e gran parte degli avvenimenti ai quali ha assistito l'Alpino Giovanni, per la cronaca artigliere del terzo gruppo conegliano, sono finiti nei libri di storia, e ora nella storia c'è finito pure lui come decano degli alpini, che se lo coccolano e sono orgogliosi di averlo in sede. L'Alpino Giovanni è esentato dalle incombenze di pulizia e sistemazione della sede dopo i festeggiamenti, saluta tutti e se ne va a casa, ma prima di andare via con il figlio, che lui chiama Toso nonostante abbia qualche annetto sulle spalle, chiede quando sarà la prossima bicchierata in compagnia, perché non ha certo intenzione di aspettare un altro anno per un altro brindisi alla sua salute. Bene, prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio il sindaco di San Biagio di Callalta Alberto Cappelletto e quello di Zenson di Piave Daniele Dallanese per parlare del maltempo che ha colpito i loro comuni proprio nei giorni scorsi e la richiesta di calamità. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Benvenuti al Meteo. Residui disturbi sul nostro territorio, ma il tempo torna ad essere decisamente più stabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 8 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino. Qualche nube in più sulle Alpi con l'arrivo di occasionali rovesci nel pomeriggio e in serata, mentre altrove si manterrà stabile. Temperature sostanzialmente stazionarie in linea con la media del periodo, le minime saranno comprese tra 18 e 23 gradi, le massime tra 27 e 30 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo condizioni di bel tempo, sarà stabile, tanto sole su tutti i settori, dal pomeriggio qualche acquazzone sui rilievi. Temperature invariate, minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque, salvo per isolati temporali sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.